sono gli angeli ad annunciare la resurrezione e quindi in qualche modo sono loro messaggeri di luce, messaggeri di pace, messaggeri di gioia che dicono alle donne che vanno al sepolcro, dicono a tutti noi che Cristo è risorto. Annunciare o poter dire e farci gli auguri di pace e di gioia è una cosa. Poi che nel nostro cuore effettivamente noi sentiamo che qualcosa accade, che effettivamente la trasformazione pasquale avviene, è un'altra questione. Di fatto nei racconti della resurrezione si colgono situazioni, persone, discepoli che vivono in realtà un momento un po' di dubbio. Certamente poi se pensiamo a Tommaso è diventato l'emblema di questo. Cioè gli occhi dei discepoli, il cuore dei discepoli, pensiamo ai discepoli di Emmaus, a questi due che camminano e hanno di Gesù accanto ed è il risorto ma non lo sanno riconoscere. Non è che la Pasqua avviene d'incanto come un happy end, come qualcosa che alla fine ci prende d'impeto e ci fa persone nuove. A volte lo diciamo ma la realtà a volte non corrisponde e dunque bisogna che accogliamo quella un po' provocazione. In realtà sono anche parole durette che Gesù dice ai discepoli di Emmaus, le sentiamo per tutti noi, stolti e tardi di cuore a capire. Stolti, cioè incapaci di andare in profondità nella nostra esistenza, incapaci di cogliere che in realtà quello che possiamo vivere, che passa attraverso la sofferenza, l'angoscia, la tristezza, la malinconia, il senso anche di sfiducia, ebbene tutto questo fa parte di un progetto più ampio che è di cambiamento per la nostra vita. Siamo stolti, siamo duri di cuore a capire che in realtà tutto questo fa parte della volontà del Signore per costruire una vita nuova, un nuovo orizzonte, un nuovo inizio. Questi giorni di Pasqua possono essere un invito e vogliono essere un invito del Signore ad osare un nuovo inizio, ad avere il coraggio e la fiducia e la speranza per un nuovo inizio. Questo tempo sarà un tempo favorevole per tutti noi se ci affideremo a questa parola. Abbi fede, osa un nuovo inizio, il Signore confida in te e noi confidiamo in Lui.